Veramente? Ferrara. E come mai? Perché degli amici ci hanno detto di questa bella iniziativa e ci faceva piacere partecipare. La compagnia fa sempre bene, quindi ci ramendiamo quello che è successo e quindi lo facciamo per loro, insomma. L'iniziativa è stata lanciata nel gruppo 6 del Bignasego SE, un gruppo Facebook molto attivo qui dal Bignasego, siamo circa un 5.000 e passa utenti. Qualcuno ha messo lì l'idea, dopo quello che è successo in Centro Italia il 24 di agosto, di fare una bella matriciana per raccogliere fondi. L'idea è stata abbracciata dai due amministratori che siamo io e Marzia Canton e soprattutto da una quarantina di ragazzi che si sono dimostrati subito disponibili a trovarsi sera su sera, giorno su giorno per organizzare, distribuire volantini e organizzare proprio dalla base questa manifestazione. Come sta andando? Penso bene, dai, benissimo. Benissimo. Molto bene, molto bene, molto bene. Non pensavamo tanta gente. Invece? Tanta. Sorpresa! Abbiamo superato i 50 kg di pasta ormai. Sì. Una mossa per cercare di massimizzare quelli che erano gli, diciamo così, i risultati verso le zone colpite è stata quella di acquistare dei beni che arrivassero direttamente dalle zone colpite, per cui da Accumoli sono arrivati i guanciali che sono serviti per fare la matriciana, 800 biglietti in prevendita e sicuramente abbiamo superato i 1000 coperti e saremo arrivati forse vicino ai 1500. Un ringraziamento particolare a Franco Poggi e a Marzia Canton, che sono stati coloro che hanno avuto l'idea, l'hanno lanciata e sono riusciti a concretizzarla grazie poi alla collaborazione di tutti i volontari che hanno voluto fortemente questa serata e che da settimane stanno lavorando per ottenere questo risultato. Un ringraziamento a tutti i coordinatori e non nascondo che ci sono state come sempre 1000 difficoltà, ma superate veramente dal cuore e da sinergia fatta con i cittadini, con le istituzioni e con le attività produttive del territorio. Tra pochi minuti ci collegheremo anche con il sindaco di Accumoli, uno dei comuni gravemente colpiti, e vedremo insieme di costruire un percorso per riuscire a donare tutto quello che stiamo raccogliendo. Nonostante è passato un mese da questa tragedia, ancora abbiamo delle persone in tenda e speriamo domani di poterle collocare in una situazione migliore. Ringrazio tutti voi che avete organizzato questa manifestazione, veramente ci dà una grande forza e questo per noi è molto importante. Sì, abbiamo mangiato. E com'è andata? È andata tutto bene, il servizio è ottimo e puntuale e il cibo fantastico. Bellissima iniziativa, ci troviamo bene. Sì, ci divertiamo poi in famiglia ancora meglio. Bene, abbiamo mangiato benissimo, siamo qui con bella compagnia. Signori poi non li conoscevamo neanche e adesso stiamo chiacchierando e divertendoci anche. È una bella cosa. Dovevamo esserci, ci fa piacere per contribuire in modo semplice per questo evento.